Buonasera, ci troviamo a Cividale del Friuli, a Palazzo De Nordis, all'interno della Galleria De Martis. Siamo qui per il terzo appuntamento della rassegna Sguardi, che l'Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale ha voluto promuovere per esportare la conoscenza di queste opere meravigliose e molto preziose che sono contenute all'interno della collezione. Questa sera accogliamo il professore della Libera Università di Bolzano, Marcello Barison. Grazie professore per essere qui con noi, professore di Storia dell'Arte e di Estetica. Gli appuntamenti precedenti hanno analizzato le opere che si trovano nella stanza della Biennale del 48 e abbiamo avuto con noi il professor Ugo Gerbini, emerito professore di psicologia, specializzato nella percezione visiva, e con lui abbiamo parlato delle opere di Vasciarelli. Il secondo appuntamento invece ha avuto la responsabile Elisabetta Barisoni della Galleria Ca' Pesaro di arte internazionale, di arte moderna e contemporanea di Venezia. Questa sera col professor Barison analizzeremo il piano che è dedicato alle avanguardie dell'Est Europa. Allora professore, ci dica com'è caduta la sua scelta su queste opere e quali sono gli autori con i quali insieme a lei faremo una passeggiata nell'arte. Passo a lei la parola, grazie. Grazie. E ringrazio anzitutto l'invito qui nel Comune di Cividale in questa bellissima collezione De Martis, che mi ha davvero sorpreso quando l'ho potuta ammirare per la prima volta per la qualità dei lavori esposti e anche perché incontrano particolarmente un ambito di ricerca che per me è particolarmente fecondo, cioè quello delle avanguardie novecentesche, specialmente non in tutta la collezione ma nella prima metà del Novecento. Io oggi vi parlerò dell'avanguardia russa, di alcune opere prendendo spunto da alcuni dipinti che trovate qui alle mie spalle e che poi incontreremo man mano muovendoci in queste sale del museo dedicate appunto all'avanguardia dell'Est Europa. Ma inizialmente vorrei stupirvi con un piccolo estratto di un romanzo che molti di voi hanno certamente letto e che man mano poi dovrà svelare le sue carte quando cercheremo di capire che cosa c'entra questo strano riferimento con i dipinti che andiamo a vedere, posto che noi tutti sappiamo che soprattutto nel Novecento, mai come nel Novecento, i settori cosiddetti disciplinari si intersecano, per cui come vedremo anche oggi musica, pittura, letteratura convergono a disegnare un orizzonte di senso generale nel quale soltanto le opere che vediamo e che ho anche qui in questo momento alle mie spalle acquisiscono il loro significato. Ma veniamo allora alla lettura di alcuni brevi passi da Il maestro e Margherita di Bulgakov. Nel testo di Bulgakov abbiamo a più riprese, sostanzialmente in due grandi scene, oltre che in altre scene minori, l'immagine di dei personaggi volanti. Questa è una cosa che troviamo molto spesso nell'arte russa. Tutti avete anche certamente in mente il grande pittore, quando ci viene in mente la pittura russa, diciamo di inizio secolo, il riferimento va quasi immediatamente a Chagall. Ad esempio questa scena dei due amanti che si abbracciano e volano sopra i tetti della città. Abbiamo sempre queste scene di volo, come se a un dato punto le immagini fossero sempre immagini di entità che riescono a vincere le forze attrattive della gravitazione e a levarsi in un volo che si distacca dal regno degli oggetti pesanti. E così anche nel Maestro e Margherita, prima con il volo di Margherita e successivamente in quella scena capitale che prelude al grande ballo di Satana, abbiamo effettivamente la descrizione superlativa con tratti di grande surrealtà e anche di vividezza ironica di due voli sopra la città di Mosca. Ma lasciate che io dia un attimo spazio al testo e quindi dia alle parole dell'autore voce diretta. Per quanto riguarda il volo, capitolo 21, si intitola proprio Il volo, l'incipit è memorabile e al contempo va direttamente al punto. E dice il testo: invisibile e libera, dopo aver percorso in volo il suo vicolo, Margherita passò ad un altro che tagliava il primo perpendicolarmente. Quel vicolo lungo, storto, tutto toppe e rammendi, con la porta a sghemba di una bottega in cui si vedevano lattine di cherosene e liquido antiparassitario in flaconi, lo attraversò in un baleno. E qui comprese che, pur essendo completamente libera e invisibile, anche nel piacere era bene usare il cervello.
E questo è il primo passaggio che vi volevo leggere. Successivamente abbiamo un altro volo. Fate attenzione a come le immagini dalla veduta aerea di Margherita si accavallino e in qualche maniera si abbia una sorta di successione indistinta di oggetti, immagini, eventi, cose, anche suoni. C'è un riferimento immediato alla musica jazz. Il testo è stato scritto tra il 1928 e il 1940, quindi siamo ancora agli albori anche di quell'esperienza, ma Bulgakov, che ha un occhio particolarmente attento alla contemporaneità, riesce ad afferrare anche altre avanguardie concomitanti alla propria. E qui si scrive, qui invece siamo appunto nella scena che prelude al grande ballo di Satana, quella sorta di notte di Valpurga che viene evocata sulla scorta di Goethe anche nel romanzo di Bulgakov. E Margherita, di nuovo Margherita, volò nuovamente fuori dalla stanza con la vasca. Sul palco, dietro i tulipani, dove prima suonava l'orchestra del re del valzer, ora infuriavano dei jazzisti scimmia. A dirigere, ballonzolando pesantemente, era un gorilla enorme con delle basette irsute e una tromba in mano. Gli oranghi sedevano in un'unica fila e soffiavano nelle loro trombe luccicanti. Sulle loro spalle sedevano cavalcioni degli allegri scimpanzé con le filarmoniche. Due amadriadi dalle criniere leonine suonavano il piano, ma i due strumenti non si sentivano proprio tra il frastuono, lo strimpellio e il rimbombo dei sassofoni, eccetera, eccetera, dei violini, dei tamburi. Perché vi ho letto questa scena? Quindi avete già Chagall e Bulgakov, perché effettivamente, ed è questo quello che appunto oggi di cui vorrei parlare con voi, si tratta di capire come mai in tutta la cultura russa, che è una cultura, peraltro, questo lo sappiamo benissimo anche da reminiscenze, per qualcuno addirittura immagino quasi infantili, è una cultura che tende all'aerospazialità, che tende non a caso appunto la cosmonautica, anche la differenza tra gli astronauti diciamo così, della cultura cosiddetta occidentale, quindi gli astronauti americani, invece i cosmonauti russi, tendono a che cosa? A pensare questo strano rapporto con un elemento cosmico che coincida con il distanziarsi dalle forme pesanti che caratterizzano invece l'arte da un lato, ma anche l'esperienza del mondo prima di queste avanguardie di cui vi vorrei parlare. Ho alle mie spalle due dipinti. Questo, il primo che vedete qui di Larionov, che è il grande esponente del raggismo o successivamente denominato anche radiantismo, lo potete immediatamente intuire anche semplicemente guardando la pittura che vi sto indicando. Questa sorta di composizione a prismi che diramano tutti da dei centri che sono al contempo dei centri di movimento e dei centri origine dai quali scaturisce una sorta di potenza energetica. Lo vedete qui appunto almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci sono dei centri energetici del dipinto dai quali la realtà si diffonde in chiave luminescente come se avessimo effettivamente delle propulsioni energetiche. Uso il termine propulsione non a caso, perché anche nella dinamica aerospaziale che cosa fa appunto il motore del missile? È un motore a propulsione dal quale esce un flusso energetico che si dirama appunto in maniera potente, dando luogo all'incendio di questo combustibile visivo. Quindi abbiamo un combustibile visivo. A differenza che in altri contesti dove abbiamo l'esercizio dell'astrazione, tutti abbiamo in mente il cubismo ad esempio, o anche lo stesso futurismo, in questo caso l'elemento di referenza rispetto alla realtà viene completamente eliminato e abbiamo a che fare con una riduzione energizzante, energetica degli impulsi luminosi che in qualche maniera ci vengono incontro attraverso un'esplosione che però è prismatica, assolutamente regolata dal punto di vista di un razionalismo costruttivo, altro termine importante per l'avanguardia russa, che effettivamente ritroviamo in questo dipinto. In quest'altro dipinto, che invece è un dipinto che ha tutt'altro carattere, potremmo tradurlo appunto nei termini del cosiddetto cubofuturismo. Perché cubofuturismo? Perché vediamo da un lato un elemento macchinico compositivo,
quindi il riferimento alla macchina, l'elemento appunto ingegneristico, si potrebbe accomunare ad alcuni dipinti di Fernand Léger, che sono forse appunto più noti nell'ambito di questa tradizione. Quindi abbiamo sia la scomposizione dell'immagine, ripresa chiaramente dall'avanguardia cubista, ma abbiamo anche l'idea di queste forme che si svincolano completamente da una referenza diretta a oggetti che riusciamo a riconoscere, combinando quasi una sorta di meccanismo che diventa un meccanismo irriconoscibile nel senso del referente reale. Noi non conosciamo un oggetto, un meccanismo che sia identico a ciò che vediamo qui, ma riconosciamo quasi questo andamento di pulegge, elementi geometrici ad incastro, qualcosa che potrebbe assomigliare a dei pesi di una bilancia, linee di composizione che hanno scomposto la realtà in una forma astratta. In entrambi i casi, quindi con che cosa abbiamo a che fare, se andiamo un po' più a fondo? Che cosa ci dà in genere la dimensione del realismo, della realtà, quando noi tocchiamo le forme che conosciamo? Se io toccassi questa cornice, questo muro, anche i miei vestiti, che carattere hanno? Pesano, hanno quindi il connotato di oggetti che oppongono una resistenza. Nelle lingue moderne, la lingua della filosofia, lo sappiamo, il tedesco in generale, si dice che il tedesco è la lingua della filosofia, l'oggetto è il cosiddetto Gegenstand. Che cosa è il Gegenstand? È quello che mi sta contro. L'oggetto è quella cosa che non posso oltrepassare. Questo muro è un oggetto, perché se provo ad andare al di là del muro, il muro mi respinge evidentemente, esercita una resistenza che mi in qualche maniera impelle contro di me e mi fa sentire la sua presenza. Le cose sono cose fisiche, hanno un peso, hanno un loro luogo nello spazio e proprio per questo si oppongono alla mia azione e in qualche maniera che cosa mi dà il senso profondo del fatto che le cose siano cose riempite di materia intorno a me? La loro pesantezza. Tanto che la grande architettura, questo è stato detto a più riprese, anche in un bellissimo romanzo contemporaneo che qualcuno forse avrà letto, si chiama La vita in tempo di pace, ci sono delle lezioni di architettura all'Università La Sapienza dove si dice la gravità è la malattia della materia. La gravità è la malattia della materia. L'architettura che va in alto, l'architettura delle cattedrali gotiche, l'architettura delle piramidi, l'architettura anche delle sculture in piccolo, che cosa deve fare? Deve lottare contro la resistenza della materia. Pensate a Michelangelo che cava fuori le immagini dal marmo. Le immagini sono già lì dentro, il marmo è ciò che resiste, l'autore deve trarle fuori esattamente lavorando appunto di sforzo, di slancio contro la resistenza del materiale. L'architettura deve innalzare cattedrali laddove la fisica vorrebbe invece portare la materia a toccare il suolo per via della pesantezza. Quando io opero in questi termini, da un lato appunto penso in termini di energia, è una pura energia senza oggetti. È come se io riuscissi a svincolare ciò che gli oggetti riescono a fare quanto al loro dinamismo energetico, svincolandoli dal fatto di avere un peso, una massa, qualcosa che li ancora a terra. Allo stesso modo, in questi termini, ho una scomposizione invece in termini astratti. Qui non rappresento l'energia, ma rappresento dei processi di astrazione che sono comunque più lontani rispetto all'elemento percettivo, riduco l'oggetto alle sue forme visive. Nel momento in cui l'oggetto viene scomposto in immagini razionali che sono riportabili ad immagini geometriche di base, queste immagini geometriche di base razionalizzate sono in qualche maniera qualche cosa che posso tradurre sulla tela in questo caso, disancorandomi dalla loro forma reale, quindi dando luogo a dei processi di astrazione che nel caso del mondo russo, ed era questo ciò su cui intendevo un pochino insistere, sono processi che hanno a che vedere non tanto con appunto delle forme puramente plastiche o delle forme ad esempio di ispessimento materiale. Noi in Italia abbiamo tutta la grande dimensione ad esempio dell'arte povera, ma anche giù in questo museo ci sono sale splendide, ad esempio dove ci sono i dipinti di Appel del gruppo Cobra, dove vediamo che il colore si raddensa in superficie, la tela diventa il luogo di un corpo carico di sensibilità che quasi possiamo toccare, sono dipinti che potremmo quasi considerare dei dipinti scultura, dove il peso delle cose viene incarnato da un'intensificazione dell'esperienza percettiva che passa attraverso l'ispessimento del colore. Qui abbiamo invece un percorso completamente diverso, cioè la vocazione di una pittura che vorrebbe trascendere
gli oggetti così come noi li conosciamo, in questo senso è astratta, abstractum significa appunto separato da, si separa dall'ordine degli oggetti pesanti e tende a produrre un piano di forme libere che intendono svincolarsi dal vincolo che le lega gravitazionalmente alla Terra. Questo è il senso profondo. E vi dicevo, pensate appunto Chagall, le scene di cui vi parlavo, di questo volo sopra la città, il cinema russo, che molti avranno certamente visto, ci sono delle scene capitali, ad esempio in un autore, a mio avviso forse tra i più grandi della cinematografia di sempre, che si chiama Andrei Tarkovsky, figlio del grande poeta Arseny Tarkovsky, in alcuni suoi film, mi riferisco soprattutto a Zerkalo, Lo specchio, e in l'ultimo grandissimo film a ambientazione svedese, Sacrificio, abbiamo dei personaggi fluttuanti in aria. Margarita Terekova nello specchio, a un dato punto, comincia a veleggiare in una lievitazione che si distacca sopra un letto immobile e come in una sorta di fluidificazione onirica abbiamo delle forme che diventano forme in sospensione. Stessa cosa anche in Sacrificio, dove Alexander, cullando appunto la propria amante, questo desiderio lirico che egli ha in una sorta di visione neo-apocalittica, comincia a un certo punto ad abbracciarla e non si rende conto di star veleggiando sopra la terra. Questo proprio perché nella cultura russa, appunto Bulgakov, Chagall, il cinema russo, potremmo citare Parajanov, potremmo citare tanti altri riferimenti, tende proprio a voler svincolare gli enti, le entità, le cose, gli oggetti dal proprio peso e a volerli quindi rappresentare in una sorta di spazio puramente astratto dove la fluidificazione delle immagini in termini compositivi o energetici si distacca dal peso delle cose che toccano terra. Da questo punto di vista possiamo anche muoverci e andare quindi a vedere altri dipinti che stanno alle mie spalle sempre nella collezione. E capitiamo in un ambito del museo dove le cose di cui vi sto parlando diventano forse ancora più evidenti. Qui abbiamo due lavori del grandissimo Rodchenko. Vi faccio presente che da un punto di vista anche meramente storico, allora prima stavamo parlando di Larionov e del raggismo, del radiantismo-raggismo. Vi faccio un piccolo inquadramento. Nel 1912 abbiamo un'esposizione straordinaria che si chiama La coda dell'asino. Che cos'è questo titolo appunto ironico, anche che sembra addirittura quasi una beffa? È un titolo che riprende un fatto capitato al Salon des Indépendants a Parigi nel 1910, quindi 2 anni prima. Che cos'è il Salone degli Indipendenti? È dove a Parigi si organizzava l'arte non ufficiale. L'arte non ufficiale cercava appunto dei circuiti dove non erano previsti premi, non erano previsti appunto delle partecipazioni istituzionali, ma chi non si sentiva rappresentato dall'arte del tempo e proponeva cose che sembravano anche destare un certo scandalo, si collocava in questo Salone degli Indipendenti. Nel 1910 al Salone degli Indipendenti vengono presentate delle opere, questo sembra appunto una cosa fatta ieri, noi a volte pensiamo di essere radicalmente contemporanei e ci ritroviamo invece a ripetere gesti dell'arte anche passata. Questo è molto interessante perché se guardiamo le avanguardie russe vediamo ad esempio che già attorno agli anni 10 si consumano delle forme di innovazione radicale che superano di moltissimo addirittura tipologie d'arte che noi oggi crediamo essere particolarmente, diciamo così, virtuose dal punto di vista della provocazione e dell'innovazione. 1910 fanno dipingere dei quadri con la coda di un asino. Ecco perché la coda dell'asino. Un asino, appunto, colorando, intingendo la coda in dei barattoli di colore, non fa nient'altro appunto che, come dire, accarezzare o sbattere la coda contro delle superfici recettive delle tele e appunto dipinge quindi un quadro astratto dato da questa confusione del colore. Nel 1912, a brevissimo giro d'anni, in Russia sono consapevoli delle avanguardie che si giocano appunto a Parigi e vogliono essi stessi diventare uno dei grandi centri dell'avanguardia
e proprio appunto Larionov, assieme alla compagna Goncharova, che invece potete vedere nell'altra parete qui di fronte, ma poi forse commenteremo anche un suo dipinto, mette insieme una mostra dei grandi avanguardisti russi nei quali troviamo, oltre appunto a Larionov, Goncharova, Rozanova, Rodchenko e Tatlin, alcuni di questi grandi nomi. C'è anche una partecipazione indiretta, pare, di Kazimir Malevich, il grande nome poi del suprematismo russo che tutti conosciamo. All'interno di questa cornice vedete appunto due opere qui del grande Rodchenko, tra i più interessanti esponenti dell'avanguardia. Perché vi sto raccontando tutto questo? Per darvi l'idea, anzitutto, di quanto questi grandi pittori, che poi sono pittori, architetti, designer, artisti, musicisti, lavorino in concomitanza e quindi come si creino delle associazioni in una comunità di intenti dove l'elemento dell'avanguardia non è semplicemente un'innovazione pittorica, ma riguarda la riconfigurazione di un'intera società. E il motivo anche per cui queste avanguardie in questo museo sono così rilevanti è perché ci danno anche un assaggio assolutamente diretto e come dire pregnante di come sia possibile poi che il movimento rivoluzionario si affermi in Russia e non altrove, perché la Russia per circa un decennio, prima già dall'Ottocento con i grandi esponenti diciamo della letteratura che appunto molti conoscono, hanno letto e sono ormai parte della manualistica scolastica di base, Lermontov, Dostoevskij, Tolstoi, Gogol e molti altri, quindi già diciamo con dei movimenti politico-artistici interni a una tradizione, ma a un dato punto, se noi andiamo a vedere cosa accade in Russia nel 1910, Mosca e Pietroburgo sono le capitali dell'arte contemporanea, sono quello che oggi potrebbe, o quello che almeno fino a qualche decennio fa potevano essere appunto Londra e New York. Oggi forse già il tutto si è spostato a Seul, Pechino e Shanghai, ma in quegli anni abbiamo certamente la visualizzazione di movimenti di avanguardia radicale che anticipano esattamente poi il processo rivoluzionario, che ha le sue cause senza dubbio sociologiche, politiche, storiche, ma che sarebbe impensabile in una società congelata, in una società incapace di innovazione. Mentre invece studiare i percorsi dell'avanguardia russa di quegli anni e la tessitura dei rapporti tra questi grandi nomi che sono testimoniati anche in questo museo ci dà effettivamente uno sguardo privilegiato per capire quanto appunto si trattasse di un mondo che stava effettivamente lavorando sulla cresta di un'onda storica che stava tracimando e ormai dando anche i suoi più ampi risultati dal piano politico e sul piano appunto politico e sociale. Vi dicevo Malevich è una figura fondamentale, forse la figura più nota e bisogna appunto parlarne per dire qualche cosa su Rodchenko, perché immediatamente, anche semplicemente osservando la composizione, specialmente quella che sta alla mia destra, perché quella che sta qui a sinistra potrebbe essere paragonata a richiamare alcuni quadri di De Chirico, ad esempio L'amante e l'ingegnere, notissimi, dove abbiamo queste figure in parallelo, appunto figure paredre, generalmente in piedi, ridotte a schematismi geometrici. Nel caso poi di De Chirico compare ad esempio la squadra, il compasso e alcuni elementi tramite le quali noi produciamo la geometria, perché per il disegno tecnico abbiamo bisogno di quegli strumenti, ma anche geometrizziamo le figure e quindi lo strumento diventa sia ciò che produce la geometria nel disegno, sia esso stesso un disegno che mi codifica una figura geometrica. E questo forse è senza dubbio più valido in questi due esempi per quel che riguarda l'esempio alla mia sinistra. Ma concentriamoci un po' su questa composizione di destra. Qui vedete una chiara risoluzione delle forme che diventa più elementare rispetto alle forme che abbiamo visto con Larionov nell'altra parete. È come se a un dato punto quei cunei energetici che prima vedevamo quasi scoppiare come delle detonazioni di energia venissero stilizzati in maniera geometricamente sempre più semplice fino a inventare una sorta di coordinazione bilanciata di figure geometriche che, ed è questo l'elemento straordinario, sembrano sospese in un vuoto che è testimoniato dall'uniformità dello sfondo.
Questa modalità di pittura, che rimanda senza dubbio all'elemento costruttivista, Rodchenko come padre del costruttivismo, quindi questa combinatoria di volumi razionalmente disposti in chiave geometrica che diventano appunto il composto della pittura razionale costruttivista, al contempo già si muove in un'atmosfera che potrebbe essere paragonabile a quella sorta di geometrizzazione architettonica per solidi di base, tutti appunto monocromatici. Qui vedete appunto anche come il giallo tende al monocromatismo, quindi abbiamo una figura che rassomiglia quasi a un occhio, questo potrebbe essere quasi l'occhio assieme alla testa appunto stilizzata di un uccello, ma abbiamo dopodiché cerchi, triangoli, strutture a trapezio e quasi appunto quadrati ad incastro che, a parte in alcuni casi come qui e qui dove abbiamo appunto questa forma simile-oculare, tendono all'uniformità, quindi di fatto diventano dei volumi dove l'elemento geometrico viene dipinto in maniera completamente uniforme e si cerca di bilanciare una composizione razionale tra volumi precisi, razionalizzati in forme geometriche classiche, che si incastrano secondo un ritmo di bilanciamento formale. Questo effettivamente, se avviene sul campo libero di uno sfondo inoccupato e sgombro, assomiglia moltissimo all'opzione suprematista. E perché Malevich diventa così importante? Io qui vi ho portato alcuni estratti di Malevich dai suoi scritti. Malevich è uno dei grandi autori del Novecento e da un po', potremmo così dire, assieme a Rodchenko, a un altro grande grafico, architetto e design, Elie Zisky, assieme a Tatlin, di cui parleremo in ultima istanza nel nostro incontro di oggi, uno dei grandi padri, forse il padre, diciamo così, primordiale dell'avanguardia russa, al modo in cui nella poesia lo è Majakovsky, per esempio, o al modo in cui, ad esempio, nella poesia potrebbe essere un personaggio come Alexander Blok o come l'Akhmatova e in generale il gruppo degli acmeisti e di grandi poeti della letteratura russa di quegli anni. Dicevo, perché questo riferimento a Malevich? Vi leggo alcuni scritti che diventano tanto più importanti perché rappresentano il destino dell'avanguardia russa vista dal punto d'arrivo del suprematismo, che è, come dire, quella cornice plastico, pittorico, teorica che racchiude un po' l'orizzonte culturale generale delle arti plastiche e della riflessione sulle arti di quegli anni. È interessante perché Malevich che cosa fa? Tenta progressivamente di svincolare le forme della pittura dalle forme del mondo. Cerca di arrivare a uno astrattismo che deve essere sempre più puro, sempre più razionale, sempre più geometrizzato, fino al punto di riuscire a far sì che le forme si emancipino dall'esperienza percettiva, sensoriale, appesantita che abbiamo quando incontriamo gli oggetti della nostra esperienza sensibile. E lo fa ad un punto di rigore tale da riuscire a portare la pittura al superamento della pittura stessa. Malevich, a un dato punto della sua vita, smette di dipingere, compone il famoso quadrato bianco su sfondo bianco, quindi il bianco su bianco, che rappresenta la fine delle forme. Quando noi ci priviamo delle forme, ogni forma risulta in eccesso. A un dato punto anche queste forme geometriche saranno delle forme irresistibilmente pesanti, troppo cospicue per essere accettate dalla pittura, e si tratterà di disfarsi di ogni forma, arrivando a concettualizzare i primordi dell'arte puramente concettuale. Un'arte puramente concettuale è un'arte che smette di dipingere e, attraversando il bianco della tela, il bianco su bianco, come se passassimo al di là di un muro di luce, come quando andiamo al cinema e guardiamo lo schermo. Cosa c'è oltre lo schermo della cinematografia? Da dove vengono le immagini? È chiaro che non può essere un'immagine a generare le immagini, deve essere una sorta di luminescenza primitiva che assomiglia a quell'atto intellettuale puro nel quale, fin dai tempi della filosofia classica, viene appunto a identificarsi la forma luminosa dell'intelletto. Che cos'è la pura intelligenza delle cose? Non è una cosa, deve essere qualcosa che sta al di là delle cose che noi vediamo, e quindi di questa cosa si può solo dire in termini filosofici, in termini puramente espressivi, in termini che diventino una sorta di concettualizzazione pura che rappresenta un po' il modo che la pittura ha, annullandosi, di trasformarsi in un'esperienza puramente cognitivo-concettuale. Ma sentite Malevich, quindi Malevich abbandona le forme, è l'artefice che ci permette di capire che cosa succeda quando queste forme danzano libere, svincolate dalla realtà,
e ci dice che cosa effettivamente queste forme stiano facendo. Vi leggo alcuni estratti dagli scritti. Il primo, questo è Malevich proprio che scrive nella sua famosa raccolta da Nakov, che è un grandissimo critico d'arte bulgaro, ma che si è occupato a fondo dell'arte di Malevich, e che chiama appunto il pittore assoluto. Il pittore assoluto ci dice: la mia nuova pittura non appartiene unicamente alla terra. La terra è stata abbandonata. La pittura deve abbandonare la terra, primo elemento. Secondo, tratto da un trattato sull'architettura che deve essere lo schiaffo al cemento armato, quindi l'architettura che si libera dal suolo e rinuncia alla pesantezza del cemento armato, abbozzando quell'architettura di vetro, appunto la Glasarchitektur di Schebart, di cui il Novecento appunto ha poi rimeditato ampiamente le forme. Quindi in questa architettura vitrea, trasparente, razionale, che si distacca dalle forme pesanti, abbiamo questo testo che mi sembra adamantino nelle sue intenzioni. Noi siamo il vertice della corsa moderna, qui sentite anche la forza quasi, appunto dicevo prima, cubo-futurismo, il futurismo, la macchina, la velocità, le cose che sappiamo perché sono appunto cose di casa nostra, appunto, abbiamo letto Marinetti, abbiamo visto appunto le pitture di Balla, di Boccioni, questo elemento appunto della velocità splendente, l'architettura e l'aerodinamica dei motori, del motore a scoppio, delle macchine, dei treni, delle motociclette, quindi questo elemento di corsa del progresso che divora la modernità con un impulso assolutamente radicale alla crescita, alla velocità, al modernismo. Queste stesse parole risuonano anche in Malevich, che appartiene effettivamente a quella temperie culturale. Noi siamo il vertice della corsa moderna, siamo il regno delle macchine, dei motori, siamo il loro lavoro sulla terra e nello spazio. Noi ci strappiamo dalle strettoie di tutto ciò che è terra. Ogni giorno che passa vede i nostri motori slanciarsi verso gli abissi dello spazio. Noi siamo lo slancio e tutto ciò che vi è sulla Terra deve essere costruito sotto forma di slancio. Bando alle cupole, ai tetti coperchi, via libera allo slancio impetuoso, il cuneo che trafigge il seno dello spazio. Questo cuneo che trafigge il seno dello spazio, che si incunea appunto come un gesto al contempo anche rivoluzionario. Se voi avete in mente, c'è un manifesto molto noto della rivoluzione russa, batti il bianco col cuneo rosso. Si vede un cerchio bianco che rappresenta appunto i bianchi, quindi gli OPOC, coloro che si opponevano alle armate rivoluzionarie di Trotsky, per intenderci nell'ambito della guerra tra rossi e bianchi successiva alla presa del Palazzo d'Inverno, quando si sviluppa in Russia per alcuni anni la guerra civile, e il cuneo rosso, che è appunto l'elemento energetico, virtuoso, modernizzatore, si incunea e fende il bianco delle forze controrivoluzionarie. Quest'idea del cuneo, che appunto è slancio, è motilità, è dinamismo, è modernità, e che si oppone invece appunto alle forme che intendano in qualche maniera essere restie al lavoro dell'avanguardia. E vi leggo appunto, poi conclude dicendo: altissime guglie, case volanti pronte a volare. Ed infine, ultimo estratto, la liberazione dalle pastoie terrestri. Questo è appunto un estratto che però riprendo da un commento, diciamo, di un grande critico d'arte, appunto Nakov, che vi citavo anche prima, che commenta brevemente su Malevich. La liberazione dalle pastoie terrestri, espressa mediante il concetto di non oggettività, poi lo ricomprenderemo, corrisponde a quello stadio espressivo superiore della materia che viene definito dal concetto di campo, dentro il quale la materia si trasforma in unità dinamiche, la cui esistenza si misura in unità di movimento che non si percepiscono a occhio nudo, ma che esistono in questo tipo di condizione superiore. Ecco, io direi che proprio in questi quadri, specificatamente in questo, voi vedete esattamente queste unità dinamiche di movimento che non sono effettivamente immediatamente percepibili ad occhio nudo, ma che la percezione concettuale, perché si tratta di istanze che tendono al mentale e quindi devono essere poi recepite in termini mentali, come è sempre della grande pittura astratta, queste unità di movimento
tendono a voler mettere esattamente in moto quella liberazione dalle pastoie terrestri, quel volo, quelle guglie altissime che vogliono volare sopra la Terra, perché si distaccano, secondo un'opzione radicalmente antigravitazionale, da quel peso degli oggetti percepiti che invece è restio alle forme dell'astrazione. In questo senso noi vediamo, e potrei citare, anzi vi cito, visto che un po' di tempo l'abbiamo, vorrei citare anche un altro esempio, sempre da Malevich. Abbiamo esattamente, come dire, la redenzione finale della pittura che riesce a liberarsi da tutte quelle forme, dicevo prima, appesantite, ma immaginate proprio la corporeità, il senso delle cose che cadono. La pittura è esattamente un moto inverso di liberazione rispetto a queste istanze. Malevich nel 1913 partecipa come scenografo a quello che è forse uno dei grandi, forse dei più grandi eventi delle avanguardie novecentesche, ossia la messa in scena di un testo teatrale che si chiama La vittoria sul sole. Questo testo teatrale, la scrittura del testo è di un scrittore appunto d'avanguardia all'epoca famoso, Kručonik, mentre invece le musiche sono di un compositore coevo che si chiama Matiušin. Quindi abbiamo musica, scrittura poetico-letteraria e pittura che conflagrano unendosi in uno stesso oggetto plastico artistico, cioè la messa in scena della vittoria sul sole, teatro d'avanguardia. In quell'occasione, che cos'è intanto la vittoria sul sole? La vittoria sul sole rappresenta esattamente la vittoria contro le forze della gravitazione terrestre, cioè bisogna essere talmente radicali da raggiungere con le proprie forze energetico-plastico-spirituali la potenza energetica della pura solarità. Quindi abbiamo sempre movimenti di carattere ascensionale, verticale, antigravitazionale, nel senso proprio appunto dell'acquisizione nelle forme della pittura, della potenza solare, dell'immagine che quasi si dissolve nella pura luce, il bianco su bianco. Nel 1913 in questo spettacolo che cosa compare per la prima volta? Il quadrato nero di Malevich. Il quadrato nero di Malevich inizialmente non è un dipinto che vedete appiccicato ai muri di una galleria, quello lo sarà ma nel 1915, cioè il primo quadrato nero che vediamo, e poi ne parlerò brevemente, è di 2 anni successivo. La prima volta compare in uno spettacolo teatrale, quindi musica, pittura, letteratura. E il quadrato nero, che cos'è il quadrato nero? È una somma geometrizzazione. Che cosa c'è di più semplice di un puro quadrato nero su sfondo bianco? Ma è ancora troppo pieno. L'intero itinerario di Malevich sarà quell'itinerario che si consuma tentando da una prima geometrizzazione, quella del quadrato nero, di andare ancora più in là, di semplificare sempre di più, fino ad arrivare a quella pura luce che è il quadrato bianco su sfondo bianco. Quindi la dialettica delle avanguardie nella non ancora Unione Sovietica di quegli anni è caratterizzata in maniera veramente uniforme da un processo di astrazione, un processo antigravitazionale che vuole pensare le forme e gli oggetti in quanto redenti dalla loro natura fisico-percettiva. Questo processo di astrazione si verifica lavorando, come nel futurismo, sul dinamismo, la semplificazione geometrica, elementi appunto bilanciamento dei volumi, cunei, forme, triangoli, quadrati, che in qualche maniera rappresentano già di per sé delle forme astratte, ma tutto questo convoglia infine al superamento della pittura che supera addirittura se stessa, arrivando a toccare quell'assoluto puramente luminoso che nella tradizione ortodossa, ed è per questo forse che stiamo parlando di queste cose, ha un suo retrospettivo valore anche di carattere religioso. Che cosa intendo dire? Quando nel 1915 il famoso dipinto di Malevich viene poi esposto, il quadrato nero, viene esposto ci sono le foto d'epoca di questa grande esposizione, di questa importante non grande esposizione d'arte, viene esposto non nelle pareti normali della stanza dove viene appunto svolta l'esposizione, ma nell'angolo. Il dipinto, il quadrato nero su sfondo bianco nell'angolo, che è il posto dove nel culto ortodosso si espongono le icone. Perché l'arte di Malevich e in generale quest'arte che vediamo
ha in realtà un rapporto molto diretto con l'iconologia classica bizantina e poi ortodossa. Guardate anche questo dipinto, lo sfondo in questo caso è un giallo appunto abbastanza carico che potrebbe per certi versi anche farci ricordare il fondo oro della pittura bizantina. Ma perché? Perché la pittura bizantina, voi avete in mente come è strutturata una chiesa ortodossa? Abbiamo l'iconostasi. L'iconostasi è quel retablo, lo chiamano nella tradizione invece ispanica, quel pannello ligneo che divide il luogo dei fedeli dal luogo che si chiama bema, dove c'è la presenza del Dio, che è appunto la fiamma luminosa. Noi non vediamo la fiamma, noi siamo continuamente rimandati al di qua dalle immagini dei santi e la potenza dinamica, luminosa del divino trapassa l'iconostasi e ci viene offerta nell'assemblea dei fedeli tramite il brillare della luce dorata, che effettivamente è nutrita da una forza che, per chi crede, è una forza spirituale che attraversa l'iconostasi e si manifesta nell'oro. Ma l'iconostasi al contempo è il luogo dove ci sono le immagini e le immagini ci impediscono di vedere l'origine delle immagini. Noi dovremo attraversare l'iconostasi fino ad arrivare alla pura fiamma da cui deriva la luminescenza dorata che vediamo nei pannelli. Ora, la pittura di Malevich e in generale delle avanguardie russe vuole esattamente portare la pittura al di là dell'iconostasi, cioè vuole dire le forme così come noi le vediamo sono insufficienti, le forme non sono l'assoluto, anche perché l'assoluto, se è assoluto, non ha forma. L'assoluto, in quanto ciò da cui derivano tutte le forme, non può esso stesso essere una forma, un oggetto, qualcosa, tant'è che appunto il divino di per sé, questo in moltissime tradizioni, anche la tradizione islamica, soprattutto in maniera molto, molto radicale, l'ebraismo, eccetera, è irrappresentabile, non c'è una forma che può contenere il divino, perché ciascuna forma renderebbe il divino determinato e quindi gli farebbe perdere il rango di divinità. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna che la pittura superi le forme. La pittura esce dall'anello dell'orizzonte delle forme che vediamo, altro grande tema dell'avanguardia russa, l'uscita dall'anello delle forme dell'orizzonte, per riuscire, attraversando la parete delle immagini, ad andare al di là delle immagini, collocandosi in quei punti di luminescenza dove l'assoluto stesso si manifesta quando si aprono le porte regali dell'iconostasi. Porte regali, altra metafora di un grande teologo, filosofo russo, si chiama Pavel Flariensky, che ha scritto di queste cose. È abbastanza paradossale vedere come questa linea di continuità sia al contempo innovativa e tradizionale. Si inserisce in una vocazione intima dell'arte russa che ha il suo deposito passato nella meditazione sull'arte bizantina e abbiamo traccia di queste istanze nel lungo cammino che l'arte russa compie e forse non è un caso che proprio solo in Russia si verifichi effettivamente un passaggio di questo tipo. Lo vedete e questo, su queste due immagini poi vorrei chiudere. Prima in questo quadro dall'altra parte della parete dove appunto diamo voce anche a Goncharova, la compagna di Larionov e quindi la sua grande, diciamo così, compagna nella vita ma anche nell'arte, peraltro in una figura interessantissima perché mostra anche quanto in queste avanguardie vi fosse anche un'emancipazione a livello sociale, perché appunto Rozanova, Goncharova, la stessa Alexandra Exter, abbiamo una serie di nomi dell'arte femminile di quegli anni e vedete appunto qui questi punti luce dove appunto siamo quasi abbagliati da un giallo concentrico che a un dato punto quando arriva al centro diventa di un bianco quasi insostenibile per la pupilla, proprio perché stiamo affondando sull'origine luminosa dell'assoluto per certi versi, laddove il dinamismo è talmente potente da spezzare i vincoli che lo ancorano a delle immagini ancora distinguibili come diverse l'una dall'altra e profondandoci in una sorta di carotaggio di luce che, come attraversando le pareti dell'iconostasi, ci riporta al centro luminoso da cui tutte le immagini provengono. Ma appunto vorrei infine ultimare con un dipinto che sta nell'altro lato della collezione e che forse ci può aiutare non tanto per la sua veste grafica, ma più che altro per il suo autore. Qui è appunto presentato un dipinto del grande Tatlin. Tatlin, chi ha in mente i nomi dell'avanguardia russa, conosce certamente Tatlin
Perché Tatlin è l'autore di un progetto sensazionale, architettonico, la torre per la internazionale del 1919, che è questa torre saldata di acciaio che si avvita su se stessa ed è effettivamente una torre ascensionale. Qualcuno l'avrà magari vista perché nel design anche contemporaneo vengono riproposte alcune poltrone che hanno un po' questa forma spiraliforme riprese da Tatlin. Questa torre in avvitamento, che viene disegnata dall'autore del dipinto che vedete qui, anche se questo è un dipinto che ha una fattezza un po' più standard, potremmo anche qui richiamare alcuni antecedenti sia nell'arte russa ma anche appunto di nuovo i primi dipinti di Malevich, cose che abbiamo visto anche precedentemente, ma mi interessava chiudere su Tatlin perché proprio questa idea spiraleggiante e ascensionale ricorda poi alcuni elementi architettonici e ci permettono di chiudere la nostra breve panoramica con un riferimento, abbiamo parlato di teatro, ma anche un po' lievemente di musica, di letteratura, di pittura, vorrei chiudere con l'elemento architettonico, perché dove se non nell'architettura vediamo effettivamente questa vocazione ascensionale dell'arte e a questo rispetto, parlando della famosa torre di Tatlin che poi non venne mai realizzata, poi si potrebbe anche molto discutere della sua biografia personale, di perché poi non riuscì effettivamente a portare a compimento la costruzione di questo oggetto che diventa iconico per l'avanguardia del Novecento in generale, tanto più per quella russa, però ci dà nuovamente l'idea di questa verticalità, di questa spinta, di questo slancio verticale assoluto che tutta l'arte di quegli anni condivide e intorno al quale ho voluto un po' organizzare questa conversazione. A riguardo vi leggo in chiusura un estratto, a mio parere, estremamente significativo, quando un grande designer e pittore di quegli anni, che apparentato con tutti i nomi che abbiamo già citato, che si chiama L. Lissitzky, parla di un famoso monumento, monumento per l'Istituto Lenin di Mosca. Peraltro voi, se ancora oggi andate a Mosca, trovate appunto le grandi sorelle, tra cui il famoso edificio dell'Università di Mosca, questi edifici a guglia che assomigliano molto ai grattacieli di Manhattan, specificamente al famoso Chrysler. Il Chrysler di Manhattan, l'Empire State Building e Rockefeller sono i tre che assomigliano di più ad alcune delle costruzioni che anche Mosca proprio in quegli anni andava definendo, e nel progetto per l'Istituto Lenin abbiamo alcune parole necessarie, direi quasi, per definire la spinta verso l'alto dell'architettura sovietica e per configurare così una degna conclusione di questo momento di riflessione condivisa che ci ha portato ad attraversare alcuni dei più grandi momenti dell'avanguardia russa di quegli anni. Dell'Istituto Lenin viene detto questo: l'istituto è collegato con la città tramite una sopraelevazione che sovrappassa il fiume. Compito della tecnica è quello di assicurare staticamente questi volumi elementari, generatori di nuovi rapporti in termini spaziali, quindi nuovi rapporti spaziali. Pensate a quanto questo abbia a che fare anche con le cose che abbiamo visto. La riduzione dell'appoggio a terra è ancora più accentuata e comporta l'annullamento della legge di gravitazione, l'esposizione di corpi sospesi, la creazione di un'architettura fisico-dinamica. Se avete presente che cosa capiterà nella Russia di quegli anni, anche per quel che riguarda l'inizio, i primi albori di speculazione sulle ricerche aerospaziali, avete già presente come non semplicemente in ambito politico con la rivoluzione del cuneo rosso che si infila nel cerchio bianco, ma anche da un punto di vista tecnico, speculativo, filosofico, come abbiamo visto precedentemente, abbiamo effettivamente il definirsi di un paradigma che guarda verso l'alto, che intende abbandonare la terra e che ci potrebbe richiamare le immagini, vi inviterei a cercarle semmai da voi, di quelle famose città sospese disegnate da Krutikov, che sono effettivamente delle città che non hanno più alcun ancoramento a terra, ma veleggiano nello spazio cosmico, che è effettivamente l'unico spazio degno dell'avanguardia. Grazie.
grazie davvero tanto per questa sua passeggiata, è Grazie a stato voi. chiarissimo e i particolari che poi ci hanno trasportato ad analizzare anche il parallelo tra l'arte russa, ma anche la filosofia e tutte le altre discipline. Non potevamo concludere in un modo migliore questa prima rassegna a sguardi. Ringraziamo il pubblico, diamo un appuntamento alle prossime rassegne e sicuramente ripeteremo più avanti questa rassegna. Ricordiamo che la Galleria De Martis si trova a Cividale del Friuli, è aperta ogni giorno, è gestita dal Comune di Cividale del Friuli e approfittiamo per ringraziare Giancarlo De Martis, che è il mecenate, che ha voluto donare questa meravigliosa e preziosa collezione che rispecchia il suo gusto personale. Arrivederci a tutti e ai prossimi appuntamenti.